Goleada consecutiva, insomma tutto facile, anche se poi questo Riviera di Romagna era venuto a Verona per vendicare la pelle. Ma certamente sono partiti con una grande aggressività, non ci hanno fatto giocare i primi minuti, poi quando siamo riusciti a sbloccare poi siamo andati sul velluto, però abbiamo fatto un bruttissimo secondo tempo, resta solamente un buon primo tempo, un buon risultato e il fatto che anche oggi non abbiamo preso gol. Il commento anche dalle tribune, insomma, era con quelle due lì davanti, Gabbiadini da Roccia, insomma c'è poco da fare per gli altri. Ma certamente sono due giocatrici che fanno la differenza, però direi che la crescita è generale, anche perché poi le palle a queste ragazze arrivano ed è per questo che riescono a far gol. È chiaro, sono due giocatrici al di sopra della media, non c'è dubbio. Diane, tripletta personale, 5 gol della squadra, tanto spettacolo e soprattutto siete sempre più su in classifica. Come ho detto l'altro giorno, dobbiamo sempre fare il nostro lavoro e non pensare alle altre squadre, così possiamo arrivare bene fino ai fine. Adesso c'è una sosta, poi ci sarà la trasferta sul campo del Milan, insomma state però anche a guardare un po' cosa succede attorno, perché insomma siete lassù adesso in vetta. Lavoriamo questa settimana e la prossima sempre pensando nella squadra del Milan, e perché dobbiamo ancora fare il nostro meglio per arrivare sempre alla fine con una bella partita. Melania, alla fine sembrava quasi una gara tra te e Diane a chi ne metteva dentro di più, insomma il fatto è che siete là tutte e due in vetta alla classifica. Sì, siamo contente entrambe, siamo più contente che comunque la squadra sta andando bene, sta crescendo, ci sentiamo in forma e ci divertiamo e giochiamo bene, i risultati vengono. Adesso c'è questa sosta per la nazionale, tu tra l'altro andrai in Polonia con la maglia azzurra, insomma forse andavate talmente bene in queste ultime gare che forse insomma si poteva magari tirare avanti. È un guaio fermarsi. No, sì, abbiamo questo impegno con la nazionale, però qua sicuramente il lavoro andrà avanti. C'è Francesco, il preparatore, che le terrà sotto controllo, poi sicuramente torniamo e le ritroveremo allo stesso punto. Abbiamo sulle magliette delle ragazze oggi una scritta conosciuta a Verona, GSM, che nei giorni scorsi magari ha fatto parlare anche per la sponsorizzazione dell'Hellas. Sì, diciamo che in settimana siamo riusciti a chiudere un contratto di sponsorizzazione per il Verona femminile per quest'anno. Per noi è un brand importante perché è l'azienda municipalizzata di Verona e pensiamo di, oltre a portarla in giro per l'Italia, nella speranza di arrivare anche a portarla in Europa. Questo è l'augurio.